Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Ben arrivato. S'accomodi pure qui. E buonasera e bentornato al mio amico Paolo Del Debbio. Ciao Paolo. Ciao Bianca. Ti facciamo fare gli Buonasera, straordinari Presidente. stasera, eh? Buonasera Del Debbio. Siccome non basta quello che fai, ti facciamo fare un po' di straordinari. C'è, bisogna lavorare qui. Questa è un'occupazione dell'etere del canale televisivo. Sì, richiesta da noi però, che lui secondo me si risparmierebbe volentieri, vero Paolo? Per amicizia invece resta a occuparlo. Allora Presidente, cominciamo da lei. Domani Giorgia Meloni sarà in Parlamento per riferire sulla situazione in Iran. Che cosa si aspetta di sentire? Io mi aspetto di sentire non un leader di partito, ma un Presidente del Consiglio che rappresenta la nostra nazione, riesce a interpretare quelli che sono i nostri principi costituzionali nella cornice europea, nel rispetto del diritto internazionale. Quindi per intenderci non mi aspetto che un Presidente del Consiglio possa dire, sollecitata a rispondere, dopo che ha parlato di tutto, dei comici che vanno a Sanremo, della famiglia nel bosco, si è distratta su tutte le questioni pur rilevanti ma certo non centrali e urgenti. Non mi aspetto che debba dire, come ha risposto a Giordano in TV, che io non apprezzo ma non condanno, non condivido e non condanno. Cosa significa? Cosa significa? Noi abbiamo dei principi costituzionali, abbiamo un diritto internazionale e dobbiamo prendere posizione. Dobbiamo definire una linea chiara. Lei è stata già sorprendente, questo governo è stato già sorprendente perché ci sono dei precedenti che non militano a loro favore. Quando c'è stato l'attacco in violazione del diritto internazionale, l'esfiltrazione di Maduro in Venezuela è stata l'unica leader che nel pianeta e comunque nell'emisfero occidentale ha dichiarato che quella è stata un'opzione da parte degli americani di Trump, un'opzione legittima, di legittima difesa. Trump l'ha contraddetta poco dopo, ha detto no, ma noi lì siamo andati a prendere il petrolio, non ci interessa la transizione democratica. Tanto è vero che poi ha incoronato al posto di Maduro la numero 2, Rodriguez. Quindi tutto come prima, semplicemente adesso gli americani fanno affari col petrolio e si sono procurati queste riserve strategiche energetiche. Adesso in Iran che cosa è successo? La situazione è un po' più complessa. È un po' più complicata perché ovviamente non sono riusciti a fare un'esfiltrazione, anche perché lì c'è un regime liberticida, ricordiamolo, assolutamente autocratico, che crea una repressione anche violenta, ma attenzione, il sistema dei Pasdaran è un sistema molto solido, capillare, solido, Senta, radicato, però, quindi non cambierà nulla, a non c'è lei transizione. non la rassicura sentire dire alla Presidente del Consiglio noi non siamo in guerra e non vogliamo entrarci? Ma guardi, è una frase che non significa assolutamente nulla. Innanzitutto partiamo dalle condanne di quelli che sono atti unilaterali e in violazione del diritto internazionale degli Stati Uniti e di Israele. Dopodiché chiariamo che le nostre basi non verranno fornite né direttamente né indirettamente, perché, attenzione, non giochiamo. È chiaro che da noi non possono partire degli attacchi militari, anche perché saremo esposti a una reazione, l'abbiamo già visto, l'Iran sta cercando di reagire perché ha aggredito illegalmente. Ma attenzione, anche il supporto logistico, non ci prendiamo in giro in questo momento nascondendoci. Però è già stato autorizzato il supporto logistico. E quello secondo me invece il supporto logistico è per esempio ai assolutamente paesi del Golfo che sono stati aggrediti, Ma guardi, sono stati attaccati dall'Iran. Ma è chiaro perché vengono anche attaccati perché ci sono le basi americane da cui partono gli attacchi militari. Ma noi non possiamo né direttamente e indirettamente essere coinvolti in un'azione che è in violazione del diritto internazionale, e non ne faccio solo una questione economica, non ne faccio solo una questione di rischio di terrorismo, di attacchi terroristici, ne faccio una questione di dignità politica e morale del nostro Paese. Di prendere una posizione, insomma, che rappresenta. Assolutamente sì. Allora, senti Paolo, però a te ti ha colpito il fatto che, per esempio, Crosetto abbia dichiarato questa è un'azione, quella compiuta dall'Iran e da Israele, che dichiaratamente viola il diritto internazionale, mentre invece Giorgia Meloni non le ha pronunciate queste parole? Ma, sai,
È troppo Sono- preoccupata di non compromettere il rapporto con Trump, secondo lei, secondo te, scusami. Ma Paolo. se... No, mi dia pure del lei, mi può chiamare anche Mi sono eccellenza, sbagliata. insomma, dicevo, credo che domani la Meloni non potrà essere che più chiara di quello che è stata fino ad ora. Cioè domani c'è un passaggio parlamentare, come ricordava il presidente Conte, in cui lui ha detto cosa si aspetta. Io penso che parte di quello che ha detto, che ha chiesto Conte come aspettativa nei confronti della Meloni, domani debba essere soddisfatto, perché a questo punto, con un passaggio parlamentare, il Presidente del Consiglio non può esimersi dal prendere una posizione. Altra cosa, come sa bene Conte, e quello rientrerebbe nel diritto internazionale, sarebbe un attacco diretto a un membro della NATO. In quel caso scatta il famoso articolo 5 e l'articolo 5 dice che quel paese va difeso da attacchi esterni. Allora, in quel caso voglio dire che non è il caso attuale, perché per ora le basi vengono usate per i paesi del Golfo eventualmente. Ecco, in quel caso cambierebbe tutta la situazione, nel senso che saremmo nell'ambito di un trattato internazionale cui noi siamo vincolati, perché non è che siamo al di fuori. Ecco, quindi credo che quello che chiede Conte domani debba essere soddisfatto. Staremo a vedere. Io non è che so cosa sta scrivendo o preparando nel suo discorso Giorgia Meloni, però credo che a questo punto sia difficile svicolare. Barcamenarsi. Sì. Ecco, però scusa, ti chiedo a te e poi chiedo al Presidente. Prego. Se si dovesse arrivare, a parte che non si capisce quello che vuole fare Trump, perché insomma ogni giorno cambia posizione. È quindi- molto complesso. Ieri ci ha detto che sta per finire la guerra, poi ci ha ripensato, insomma, è un po' basarsi su quello. Credo che Come però... bussola, prenderlo come bussola è un po' complicato, però Credo. se si dovesse arrivare, cioè se gli americani dovessero chiedere all'Italia l'utilizzo delle basi che sono nel nostro paese, da Aviano a Sigonella, e anche se il governo ha già detto che servirebbe un voto parlamentare, noi sappiamo che basterebbe un via libera da parte dell'esecutivo per poterle utilizzare, perché questo dicono i nostri trattati. Secondo te come si dovrebbe comportare il nostro paese? Lo chiedo a Paolo e poi al Presidente. Beh, insomma, lì siamo vincolati, non è che c'è da sviare tanto, cioè l'articolo 5 è chiaro, per ora è, come si dice, siccome c'è il professor Conte è vigente, non è stato abrogato questo articolo, e questo articolo è vincolante per tutti i paesi aderenti alla NATO. Poi i modi di attuare questo articolo possono essere diversi, perché lì insomma c'è tutto un discorso complicato, ma ora non è il caso di farlo. Certo. Però l'articolo 5 dice sostanzialmente che quando viene attaccato un paese che aderisce all'alleanza, gli altri paesi sono tenuti in qualche modo a difenderlo, e quindi questo qualche modo poi bisogna vedere cosa significa. Bisogna vedere se è un ingresso direttamente nella guerra, se è la disposizione delle basi americane, se è altro ancora. No, però eccetera. io dico non nel caso in cui fosse attaccato Ah. un paese, io dico nel caso in cui ce le chiedessero, per esempio, per andare a combattere la guerra in Iran, in questo senso. Io non penso che ce le chiedano. Tu No. dici che ti senti di escludere. No, mi sento di escluderlo. Oddio, attenzione, Trump, io ho conosciuto persone che, diciamo, cambiano idea nell'arco di tanti anni di trasmissione. Ho visto uno che l'anno prima mi diceva una cosa, l'anno dopo me ne diceva un'altra, eccetera, ma almeno passava un anno. Qui siamo su 10 minuti, un quarto d'ora, cioè ormai siamo arrivati a dei livelli di cambiamento di idea di Trump per cui io non so dire francamente. Come ecco. andrà? No, non lo so dire perché
perché non è possibile, cioè sono posizioni che esprime veramente complicate da mettersi insieme. E allora mi viene in mente quel che si dice in Toscana: segui la bava della lumaca e arrivi alla lumaca, va bene? Come diceva il magistrato Falcone, segui la via dei soldi e arrivi alla soluzione, trovi in fondo chi c'è. Io penso che un po' questo aiuti a capire le cose che sta facendo Trump. Presidente. Ma io innanzitutto chiarirei, oggi se ci venissero chieste le basi ai sensi dell'articolo 5... Lei esclude che siano già utilizzate? In allora no, io non escludo nulla, anche perché, attenzione, Sigonella è una base che viene utilizzata anche come supporto logistico e di intelligence. E credo, anzi domani spero, che la Presidente del Consiglio ci chiarisca anche che non viene utilizzata neppure per questi scopi in questo momento Sigonella e altre basi. Noi ne abbiamo tantissime, ma le principali sono una decina in Italia, che siano americane, che siano miste. Attenzione, ma se ci fossero chieste, noi non dobbiamo applicare l'articolo 5, perché l'articolo 5 va applicato nel caso in cui un paese della NATO venga aggredito, non nel caso in cui ci sia un'aggressione come questa che assolutamente... No, certo, esatto. Io intendevo questo, Presidente. Esatto. Sì. No. Quindi su questo ci siamo intesi. Quindi assolutamente noi non siamo tenuti e dobbiamo rifiutare. Il problema qual è? Lei faceva una domanda, ce le possono chiedere, Trump le può chiedere? Beh, innanzitutto io mi aspetto e sono contento che il direttore del debito la pensi come me. Domani dovrà chiarire tante cose la Presidente Meloni, dovrà chiarire anche quell'espressione di Trump, e cioè l'Italia, la Meloni, cerca di aiutarci in qualche modo, ci sta aiutando in qualche modo. La dichiarazione che è stata fatta al Corriere è una dichiarazione che va assolutamente... Cerca sempre di dare una mano. Cerca sempre di dare una mano, ecco questa qui. Cosa significa cerca sempre di dare una mano? Allora, per quanto riguarda la richiesta, non mi sorprenderei se arrivasse una richiesta esplicita di supporto agli americani. Prima perché ne hanno bisogno, hanno varie basi, hanno anche dei portaerei, ma ovviamente hanno bisogno perché in questo momento, questa operazione per loro non è finita. Hanno dimostrato di non averle idee chiare, perché è ovvio che adesso lì c'è al posto del padre c'è il figlio, come era peraltro non è mai apparso, però. Come era preventivabile, addirittura il rischio è una deriva di radicalismo ideologico. E se posso permettermi, devo andare in pubblicità. La previsione potrebbe essere che addirittura tutta la società civile si compatti con il regime contro questo attacco contro l'imperialismo americano. Quindi sarebbe una iattura, un'eterogenesi dei fini, cioè il contrario di quello che si voleva ottenere. Ma l'articolo 5 non va concesso, il problema è solo questo. Se tu ti inginocchi e sei subalterno, poi ti chiedono di tutto. Allora, pubblicità. Eccoci di nuovo in studio con Giuseppe Conte e Paolo Del Debbio. Senta, Presidente, però ha sentito che a proposito delle sue accuse che lei ha mosso nei confronti dell'esecutivo di sudditanza nei confronti degli Stati Uniti, anche qui ci sta dicendo che la sua più grande preoccupazione, Antonio Tajani le ha risposto: io non sono andato in ginocchio dalla Merkel né da Trump a farmi chiamare Giuseppi come ha fatto lei. E come mi doveva chiamare? Scusi, Conte? Cioè, mi ha chiamato in modo amichevole, ma io a Trump, guardi, anziché, siccome quando c'è un alleato più forte, se riesce a costruire un rapporto anche sul piano personale e spieghi che sei lì per difendere, come lui difende il suo paese, tu difendi gli italiani, poi ottieni dall'alleato più forte, non ti pieghi, non dai, non ti sveni per lui. Abbiamo concluso l'accordo con la Cina per favorire i nostri imprenditori in Cina, ottenuto su Venezuela, lui voleva che incoronassi Guaidó, che poi si è dissolto come neve al sole, e così in tanti dossier. Ditemi dove mi sono piegato. Lui parla, non ho capito poi quando parla della Merkel, non mi sono piegato, mi sarei piegato alla Merkel, ero in piedi e ho portato a casa 209 miliardi. Se lei oggi fosse a Palazzo Chigi, cosa direbbe a Donald Trump? Ma io, guardi, sin dall'inizio, siccome è un Donald Trump che sta venendo fuori in modo anche più radicale, diciamo, rispetto a come l'ho conosciuto io innanzitutto gli direi, caro Donald, in questo momento se continui così, io capisco che c'è una competizione con la Cina. Capisco che vuoi, come dire, recuperare
riequilibrare la bilancia commerciale degli Stati Uniti. Però innanzitutto sappi che se ci fai la guerra con i dazi a noi che siamo i tuoi alleati, noi ti faremo la guerra dei controdazi, ci distruggeremo entrambi, ma io non cederò e sarò con l'Unione Europea. Primo. Secondo, in Venezuela dico stai sbagliando, perché se tu fai così, vai lì e vai in giro per il mondo a prenderti le riserve energetiche infrastrutturali, a prenderti metalli critici, le terre rare, tu stai distruggendo l'ordine internazionale. Mi troverai contro, mi dispiace dirtelo, ma mi troverai contro e faremo di tutto per cercare invece di rinforzare il multilateralismo che stai distruggendo. Bisogna dirglielo, abbiamo il dovere di dirlo, perché qui c'è un disordine. Diciamo che a parte Sanchez non è che gli ha detto qualcuno. Esatto, è possibile che in tutta Europa ci sia solo la voce di Sanchez a rivendicare la Carta Europea dei diritti fondamentali. Però poi c'è un'altra questione di cui dobbiamo occuparci, il referendum, vero Paolo, che si vota tra poco, 22 e 23 marzo, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni della capo gabinetto del ministro della giustizia Nordio, Giusy Bartolozzi, che ieri ha detto pubblicità subito dopo la pubblicità vi faremo sentire che cosa ha detto e naturalmente ascolteremo che cosa ne pensano Giuseppe Conte e Paolo Del Debbio. Io faccio appello a tutti i cittadini che hanno sofferto sulla propria pelle. Votate sì e ci togliamo di mezzo la magistratura che sono plotoni di esecuzione. Fammi replicare perché questo è falso. È vero, in questo, detto questo però, sì, perché io Marco, te lo dico io ho un'inchiesta in corso. Sapete benissimo Marco, che non io c'entra. scapperò da questo Allora Paolo, voglio cominciare da te. Che cosa ne pensi di queste dichiarazioni della capo gabinetto di Nordio? Tra l'altro, dobbiamo dire, indagata proprio riguardo all'affare Almastri, quindi tanto dall'Italia non credo che potrebbe scappare, perché c'è un'indagine che la riguarda per false dichiarazioni, se non sbaglio, sì. Ma insomma, ti sembrano... No, molto pesanti, c'è una questione... avrebbe dovuto prendere le distanze da quello che ha detto. C'è una questione formale e una questione sostanziale. La questione formale è che un capo di gabinetto non può andare in una televisione a fare discorsi di tipo politico. Il capo di gabinetto è tenuto alla riservatezza perché svolge un ruolo che non è quello di fare politica e sostenere una tesi piuttosto che un'altra. Lei, naturalmente, come persona fisica, ha il diritto di pensarla come vuole e in una conversazione dire quello che vuole eventualmente. Insomma, l'ha fatto anche un collaboratore del Presidente della Repubblica che bisognava ostacolare la Meloni, eccetera, è stato intercettato che diceva questo. Ma andare in una perlomeno era una scena privata, andare in una televisione, un capo di gabinetto non è il suo ruolo. Semplicemente un capo di gabinetto non esterna. Ma quindi secondo te dovrebbe dimettersi come chiedono le opposizioni? Ieri doveva dimettersi. Ah, quindi sei favorevole su questo? No, ma come si fa? Cioè, ma se è una figura, come dire, dell'apparato dello Stato che non ha la competenza non ha neanche la legittimità di andare a fare dibattiti di questo tipo. Nel senso che e poi se avesse anche la legittimità non c'è l'opportunità di questa cosa. Insomma, le strutture dello Stato, i funzionari hanno un ruolo che non può, cioè che va mantenuto, c'è anche un, come si dice, una sorta di dovere di riservatezza, no? Sì, non è che svolgono il ruolo così. Magari potrebbero il capo di gabinetto si occupa delle questioni del ministro e dà una mano al ministro fondamentale perché le direttive del ministro siano, diciamo, sviluppate, portate avanti, eccetera, eccetera. Non è che va... poi plotone di esecuzione, francamente, cioè io ho molti dubbi sulla magistratura italiana, ma plotone di esecuzione, francamente, mi pare una cosa... Mi pare esagerato. No. Proprio... Allora, però lei, Presidente, perché immagino che anche lei sia d'accordo con quello che ha detto Paolo Del Debbio. Beh, d'accordo fino a un certo punto. No, sorprenderò che forse dovrebbe il direttore Del cioè? Debbio, perché dico,
Certo che l'affermazione è oggettivamente grave e chi ha la dignità del ruolo ne avrebbe tratto le conseguenze. Però, direttore, dico a lei, cioè abbiamo un sottosegretario alla giustizia, allo stesso Ministero del Mastro, condannato in primo grado e lo tengono lì. Abbiamo una ministra Santanchè, pluriindagata anche per una truffa Covid ai danni dello Stato e la tengono lì, la difendono, l'hanno scudata addirittura sollevando conflitto di attribuzione alla Corte Costituzionale per incrociare la prescrizione dei processi. E adesso ce la vogliamo prendere col capo di gabinetto. Mi sembra che rientri nello standard di questo governo che non riconosce nessun principio di etica pubblica, però ricordiamo che Giorgia Meloni, quando era all'opposizione, a ogni stormir di fronde su qualsiasi gaffe di qualsiasi ministro avrà chiesto una ventina di volte dimissioni, ovviamente come sapeva far lei all'epoca, con grande forza, con grande vis comunicativa, invocando ovviamente la dignità della politica. Adesso la dignità della politica è sotto i piedi e noi assistiamo a questo spettacolo in verecondo. Però, Presidente, lei ha dichiarato che con la riforma della giustizia il governo sta realizzando un disegno di politica criminale. Non le sembra davvero un'accusa esagerata? Cioè, non sarebbe opportuno spiegare ai cittadini, a tutti, davvero in che cosa consiste questa riforma, invece di tirare in ballo la casa nel bosco, la politica criminale, spiego cioè tutte cose che non c'entrano niente. Spiego l'affermazione perché così si presta a un fraintendimento, anzi è la prima occasione che lei mi offre per chiarirlo. Poi abbiamo qui Del Debbio che è un ottimo giurista. In quel confronto con Nordio ho detto che questo governo persegue una politica, un disegno di politica criminale, ma in senso tecnico, non che è criminale e persegue dei crimini. Criminale nel senso per quanto riguarda di diritto penale, è un sinonimo di diritto penale, politica penale di politica e quindi criminale. Cioè, che cosa fa questo governo? Riassumo, ha fatto sin dall'inizio il primo decreto rave, vi ricordate? Come no? Quindi qualsiasi reato della proprio gente appena insediato. I reati di strada ha creato tante nuove fattispecie che vanno a colpire, fattispecie di reato e inasprimenti di pene, che vanno a colpire il dissenso politico, la protesta ad esempio dei cittadini, mentre invece cosa fa? Ha abolito l'abuso d'ufficio dei colletti bianchi dei politici, ha ridimensionato il traffico illecito di influenze, dice che le intercettazioni che danno fastidio ai politici 45 giorni soltanto. Sì, ma niente c'entra con il referendum sulla separazione delle carriere. Il referendum è stato costruito attraverso il sorteggio, quindi si sorteggia in modo puro, cristallino rispetto a una platea di 9.000 e 10.000 magistrati, quelli che andranno all'autogoverno. Invece la politica se li seleziona e da lì poi li pesca e li elegge, e se li seleziona in quanto affidabilità. Ci vanno con un mandato politico. Secondo lei, tra chi arriva lì dalla politica con un mandato politico e chi viene sorteggiato e si ritrova lì un magistrato che semmai manco ci vuole andare, si ritrova casualmente lì, chi peserà di più? Questa è diciamo, il problema del sorteggio. Da un lato è farlocco, da un lato è puro. Cioè farlocco perché da un lato vengono sorteggiati i membri togati tra tutti i magistrati, certo. Dall'altro su una lista che invece quindi qual è il tema? Lei Parlamento. Stanno disarticolando la magistratura, tolgono forza rappresentativa e mandano invece le persone affidabili, professori e avvocati, su un mandato politico. Paolo, sei d'accordo con questo? Che il vero problema poi, più che la separazione delle carriere, che alla fine sono 35-40 persone che passano da una funzione all'altra, è la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura? Che ci sia stato all'interno della magistratura un coinvolgimento improprio e una penetrazione impropria della politica, su questo non c'è dubbio alcuno. Insomma, ci sono libri, ci sono cose, voglio dire, scritte. Io ho avuto poco fa in trasmissione Cesare Salvi, ex senatore del PC, insomma magistrato eccetera, che ha raccontato alcune, insomma ha detto non possiamo chiudere gli occhi di fronte a queste cose. In più io voglio dire, qui c'è il presidente Conte. Ora, il presidente Conte è stato presidente di due
di 2 consigli dei ministri, Conte 1 e Conte 2. Nel Conte 1 il presidente Conte, secondo me ingiustamente, iniquamente e illegittimamente, è stato chiamato a processo come testimone, insomma, eccetera, eccetera. Lo ha raccontato lui stesso, mi sembra, pochi giorni fa, per la questione delle ONG, d'accordo? Salvini poi hanno chiesto la condanna, poi è stato assolto, eccetera, eccetera, perché aveva tenuto a largo queste barche con come si chiama tecnicamente, ora lo dico, un fermo amministrativo. Ecco, allora, durante il governo Conte, Conte 2, la signora Lamorgese ha tenuto a largo le barche, a volte anche 7 insieme. Non è stata sottoposta a nessun processo e Conte non ha dovuto rispondere come Presidente del Consiglio, giustamente, di nessun processo. Secondo me era ingiusto anche nel Conte 1 che lui andasse. Allora, perché col Conte 1 la magistratura è intervenuta e col Conte 2 con 7 barche tenute al largo dalla signora Lamorgese? Dai che devo chiudere. Perché? No, però, direttore... Ci sarà una valutazione politica, no Conte? Cioè, lo sa anche lei. Però questo, Paolo, non c'entra con il referendum. No, c'entra come? Perché Ascolti, dici che se no facciamo come la Presidente Meloni, che sta dicendo votate sì, così risolviamo il caso Garlasco. Poi si è avventata... Aspetti, direttore. Poi mi replica. Sul caso Rogoredo si è avventata e ha preso una cantonata. Adesso parla della famiglia del Bosco. Cioè, non possiamo scendere nel singolo caso, perché lei sta mettendo insieme dei casi che concretamente, se li vai a analizzare, hanno ognuno delle particolarità, delle specificità. Non possiamo qui fare e dire che i magistrati avrebbero dovuto fare questo o quell'altro senza leggere carte processuali, senza vedere le peculiarità del singolo caso. Le dirò di più. Io sono andato a rispondere durante il Conte 2 davanti alla magistratura, davanti alle procure. Sono stato denunciato perché aprivo troppo durante il Covid e perché chiudevo. Non mi sono mai lamentato. Non avete mai sentito dire, nonostante sono stato interrogato da PM, da Tribunale dei Ministri, che i giudici sbagliavano a indagare. Sa perché, Del Debbio? Perché ero a posto con la mia coscienza e se il politico non ha nulla da temere deve accettare la legge è uguale per tutti. I politici non sono sopra la legge, non hanno nessun privilegio. Anzi, se hai un incarico pubblico devi rispondere ancora di più di un cittadino comune del tuo operato. Allora, Paolo, vuoi dire qualcosa? Perché sennò io voglio fare un'ultima domanda e poi devo chiudere, che è... No, falla. Allora, tanto, se tanto mi quel portate... che volevo dire era chiaro, non era generalizzato, era un caso ti specifico. voglio solo chiedere questo, Paolo, e anche al Presidente. Ma se dovesse, però io non mi lancio in nessun pronostico, e tra l'altro non possiamo neanche fare vedere i sondaggi perché siamo ormai nel periodo in cui non li possiamo esibire, diciamo, se dovesse vincere il no, secondo te un problema per il governo si porrebbe oppure non lo scalfierebbe? Beh, se vince il no, certo non è che non è vitamina per il governo, non è come si chiama quello... Supradin. Cioè complesso multivitaminico, però forse non lo devo dire. Non è un multivitaminico, ecco, diciamo, insomma, certamente è una questione politica su un tema politico importante che il centrodestra, tra l'altro, porta avanti dal 94, quindi voglio dire, non è che stiamo parlando di nocciolini. Non gli fa bene, insomma. No, certamente, voglio dire, bene non fa. Questo non vuol dire che per un referendum perso uno sia obbligato a dimetterci ad andare alle elezioni. Ecco, questo io ritengo, anzi, ho visto che anche Elly Schlein sarebbe un errore, diciamo. Ma sì, secondo me non è, se no, altra cosa è perdere le elezioni come fece D'Alema, perse le regionali e si dimise. Certo. Lì la questione, ma un referendum è una cosa diversa. Se si fa di tutta un'erba un fascio, a parte che il fascio già mi sta sui coglioni perché mi ricorda, ma
comunque sia non va bene, insomma, ecco. Io la metterei in questi termini. Dopo siamo al 4º anno di governo. Allora, se abbiamo 5.700.000 poveri senza soluzione, se abbiamo milioni di lavoratori poveri che guadagnano e non portano nulla a casa perché hanno difficoltà, abbiamo un calo della produzione industriale, il debito diventa sempre più alto e addirittura non siamo arrivati sotto il 3%, la soglia del deficit, non abbiamo misure per la crescita e il governo si concentra sulla modifica di 7 articoli, 7, perché dice è importante la separazione delle carriere, che già c'è, l'ha detto lei, nei fatti, riguarda ormai lo 0,4% della popolazione dei magistrati e lo possono fare solo una volta da una funzione all'altra. Se allora il governo viene bocciato su questo, io credo che sia una questione politica molto rilevante. Che è quella che tende in qualche modo a cercare di condizionare l'operato dei giudici.